Mogliano è la città delle ville, ne abbiamo ben 32 di ville storiche sul nostro territorio, 19 delle quali identificate come ville venete. Mogliano ha una vocazione turistica fin dai tempi della Serenissima, infatti queste ville erano di proprietà dei veneziani, dei nobili veneziani che venivano qui a trascorrere le loro estati, qui avevano anche i loro possedimenti terrieri. La strada che attraversa la nostra città, il Terraglio, è la strada che ha le ville, la maggior parte di queste ville. È la strada che unisce Venezia a Treviso, un'antica strada napoleonica che stiamo riqualificando. Vogliamo farla tornare quella che era un tempo, una strada a mobilità lenta, infatti stiamo realizzando un'importante pista ciclabile che ci collegherà con Venezia, ma stiamo anche piantumando ben 120 nuovi platani, questi grandi alberi che contornano questa larga strada che unisce appunto le città di Treviso a quella di Venezia e che attraversa la perla del Terraglio che è appunto la nostra città Mogliano Veneto che ha una buona presenza di turisti, ricordo prima del Covid c'erano circa 250.000 presenze, circa 130.000 arrivi ogni anno. Dopo il Covid pian piano stiamo recuperando e stiamo tornando di nuovo a questi numeri importanti. Tutti i turisti che per la maggior parte dormono qui e poi vanno a visitare Venezia. La sfida che ci siamo posti è quella di far rimanere magari mezza giornata, una giornata in più il turista qui a visitare il nostro territorio.